14ª edizione della Crociera della Musica Napoletana, siamo a bordo della MSC Musica e sono in compagnia di una vecchia amica della Crociera della Musica Napoletana, grandissimo ritorno, Francesca Marini. Franci, com'è stato il tuo ritorno a bordo? Come ti senti? Bene, bene, io quando sono con voi sto sempre bene, poi il mare è il mio elemento naturale, io sono del segno dei pesci, quindi mi trovo benissimo, sono sempre felice di partecipare a questo evento, a questa iniziativa meravigliosa, alla quale sono sempre stata molto vicino perché credo che la famiglia Spinosa veramente si adopera tanto per la musica, la cultura e l'arte napoletana, quindi per me è sempre un grande onore e un grande piacere essere con voi. Finalmente a bordo e Francesca, siamo curiosi di sapere che spettacolo hai preparato per i nostri ospiti. Allora, per quanto riguarda il primo spettacolo, il mio spettacolo sarà un omaggio alla nostra città, alla nostra Napoli, con la sua musica, qualche aneddoto, qualche poesia e qualche cosina scritta anche da me e da Roberto Criscuolo, sì, che ha scritto, ha curato i testi, le rielaborazioni musicali e la regia di questo spettacolo, quindi interamente dedicato a Napoli. Dopo poi ci sarà il giorno dopo uno spettacolo insieme a Massimo Masiello dove credo, lo diciamo, interpreteremo qualche canzone internazionale ed italiana, quindi usciremo un pochino dalla nostra Napoli. E noi non vediamo l'ora di ascoltarvi, restate con noi perché il divertimento continua.